Allora, sono 2 giorni che c'è bel tempo, sta facendo caldo, con la stagione stanno tutti sistemando. Speriamo. Oltre al bel tempo meteorologico, c'è anche qualche altro tipo di bel tempo in arrivo? Bel tempo, insomma, l'amministrazione, o il dirigente perlomeno, in riferimento a quel provvedimento di qualche giorno fa che ne parlavamo, Andrea, della comunicazione in spiaggia, da opere precarie, che c'era una posizione molto rigida da parte degli uffici, l'hanno rivista, l'hanno corretta in virtù delle normative vigenti allora e vigenti oggi, e quindi hanno riportato, come era prima, la possibilità agli operatori di collocare le attrezzature precarie provvisorie per la durata di 120 giorni con una semplice comunicazione, che è la cosa che va nella linea di semplificare non solo la vita amministrativa ma la vita degli operatori. Quindi questa è una cosa molto importante. Ci auguriamo che questo sia un intervento prodromico ad una definizione di strumenti urbanistici. Detta questa, una cosa importante, noi abbiamo quest'anno come Chioggia e come altri comuni una spiaggia che è accessibile in tutto tondo ai disabili. Sai che quest'anno è l'anno della sostenibilità del turismo sostenibile, scusa, e replicando la spiaggia di Nemaieso, anche Chioggia aveva una spiaggia che ha le caratteristiche, ce l'hanno tutte in realtà per i disabili, ma in più è stata fatta con una formazione del personale sull'accoglienza per le persone con disabilità, e sono i bagni di Anello Claudio, perché è l'unica spiaggia oggi che ha fatto sia i concessionari che i suoi dipendenti, tra parentesi anche io come presidente del consorzio, un corso specifico della regione, hanno assunto delle iniziative tecniche che hanno un riguardo per le persone disabili. Quindi una cosa molto interessante, dobbiamo aumentare la sensibilità di tutto il territorio appunto a chi ha delle possibilità di motore diverse da quelle normali. Punto.